Riscossione Sicilia applica il recente decreto fiscale. Si cancellano more e interessi fiscali e si paga solo la quota capitale. L'intervento dell'avvocato Fiumefreddo, Gero Micichè. A seguito dell'abolizione di Equitalia nella legge di stabilità 2016, alcuni giorni addietro, come si ricorderà, l'esponente siciliano del governo Renzi, Davide Faraone, è intervenuto annunciando la soppressione anche di Riscossione Sicilia. E le parole del sottosegretario alla pubblica istruzione sono state nette. Dopo l'addio a Equitalia aboliremo anche Riscossione Sicilia. Basta col fisco vessatorio, pagare meno e pagare tutti. Già da tempo è in corso un'interlocuzione per far rientrare le competenze di Riscossione Sicilia dentro Equitalia. Con l'abolizione di Equitalia si presenta un'occasione perfetta anche per la Sicilia. Ebbene, adesso la stessa Riscossione Sicilia, verosimilmente in atteggiamento difensivo, ha ritenuto opportuno adeguarsi al recente decreto fiscale che rottama le cartelle di pagamento con la cancellazione delle more e degli interessi. Sarà richiesto solo il pagamento della quota capitale del tributo dovuto. Così conferma l'amministratore di Riscossione Sicilia, l'avvocato Antonio Fiumefreddo, che spiega: le piccole e medie imprese e le famiglie non sono evasori, ma a causa della crisi economica e del meccanismo perverso finora in vigore si sono ritrovati con bolli, more e interessi raddoppiati che non sono stati in grado di pagare. I vantaggi non saranno solo per i cittadini, ma anche per noi, che sicuramente avremo maggiori incassi. Infatti l'operazione consentirà di portare gli incassi dagli attuali 600 milioni l'anno ad almeno 1 miliardo di euro. Senza i bolli scandalosi gli incassi cresceranno. Avremo maggiori risorse da investire nella lotta alla vera evasione, che è un crimine. Da oggi gli uffici si metteranno al servizio dei cittadini. Certo, ci sarà una fase di transizione e per questo chiederemo la collaborazione dei commercialisti per aiutare i loro clienti a comprendere meglio le novità, conclude Fiumefreddo, uomo di fiducia del presidente della regione Crocetta, designato a capo della Riscossione Sicilia, soprattutto per risolvere lo storico arretrato di mancati pagamenti, riducendo l'esponenziale tasso di evasione nell'isola.